Le vicende del rocambolesco furto della Gioconda dal Louvre e dell'altrettanto rocambolesco ritrovamento nel 1913 a Firenze non sono così note, ma sono assolutamente affascinanti. Il 28 novembre del 1913 si teneva a Firenze la seconda giornata di vendita della collezione di quadri antichi appartenente al barone Diez. Il direttore della vendita, Alfredo Geri, che era un modesto e non molto conosciuto antiquario fiorentino, prima di impugnare il martello stava conversando con un amico, Luigi Gagliardi, direttore del Politeama Nazionale, quando gli venne consegnata una lettera. Veniva da Parigi ed era datata al 24 del mese. Il Geri cominciò a leggere e si mise a ridere. Il Gagliardi ne domandò la ragione. Figurati, rispose il banditore, mi si offre di acquistare la Gioconda. Si cacciò la lettera in tasca senza finirla e iniziò la vendita. Continuò la lettura la sera nello studio. La lettera era firmata da un certo Leonard V. e proponeva la vendita del capolavoro vinciano con il 25% di sconto purché restasse in Italia, a Firenze o a Roma. Chiedeva al Geri di parlarne ai colleghi e di precisare il prezzo offerto. Lo invitava a Parigi per vedere e trattare. Alfredo Geri pensò subito a un pazzo mitomane oppure a uno scherzo. Rimuginò la storia tutta la notte. Doveva segnalare la vicenda al consolato di Francia o addirittura all'ambasciata di Roma. Ma se la lettera era uno scherzo, che figura avrebbe fatto? E se era vera e se la polizia interveniva, non rischiava di vedere sparire di nuovo nel nulla la celebre tavola? Il giorno dopo il Geri si recò dal professor Giovanni Poggi, all'epoca direttore della Galleria degli Uffizi. Le presento una lettera che la farà ridere come ha fatto ridere me, disse. È curiosa, fece il Poggi dopo averla letta. Io gli rispondo. Fa bene a rispondere. Quanto pagherebbe lei la Gioconda? Per la Gioconda non c'è prezzo, si può pagare qualsiasi cifra. È proprio vero. Non si può parlare di Alfredo Geri, antiquario fiorentino, senza rievocare il clamoroso episodio del ritrovamento della Gioconda, sparita dal Louvre nel 1911, un lunedì, a museo chiuso. Un furto che sembrava impossibile e aveva messo a scalpore l'Europa, Francia e Italia in particolare. Del quadro famoso esposto nel Salon Carré non era rimasta che la cornice ritrovata in un sottoscala. I curatori e i custodi del museo parigino si sentivano puntati contro gli indici accusatori di tutta l'opinione pubblica. In questo dramma, che poi si risolve in farsa, Alfredo Geri ebbe una parte centrale, seconda soltanto a quella del trafugatore. Fu l'istante magico della sua vita, il caso che lo rese celebre e che lo riempì di amarezze. In effetti fu proprio un caso, perché l'ignoto trafugatore non conosceva davvero l'antiquario, poco noto anche a Firenze, né tantomeno il venditore di oggetti antichi aveva mai avuto contatti con il ladro del Louvre. Il 21 novembre, però, l'asta della collezione Diez era stata annunziata sul Corriere della Sera e da quell'inserzione Leonard V. aveva ricavato il nome e l'indirizzo dell'antiquario fiorentino direttore della vendita. Anzi, il nome l'aveva ricavato male, indirizzando ad Alessandro invece che Alfredo Geri. La lettera era perciò giunta al destinatario con un giorno di ritardo. Seguì un breve carteggio tra il Geri e Leonard, in cui, d'accordo col Poggi, si esprimeva la disponibilità ad accettare la proposta. Si tergiversava circa il prezzo da offrire e si insisteva sulla necessità di vedere l'opera e accertarne l'autenticità a Firenze o in altra città dell'Italia del Nord. Il 17 dicembre Leonard spedì al Geri un telegramma. Domani sarò a Firenze. Il Poggi fu pregato di tenersi a disposizione. Il giorno dopo, alle 6 di sera, un individuo dall'aspetto dimesso, piccolo, magro, pallido e vestito di scuro, si presentò al magazzino del Geri in Borgo Ognissanti al 12. Sono Leonard, disse semplicemente. Venne fatto accomodare nello studio dove, a porte chiuse, si svolse un colloquio veramente insolito. Lei è venuto ben presto a Firenze. Mi sono sbagliato di una settimana. Ha portato la Gioconda? Sì, l'ho al mio albergo. Ma è veramente la Gioconda, non mi inganna? Non è uno scherzo? Le assicuro che è la vera Gioconda del Louvre. Il Geri mostrò all'ospite una buona fotografia del capolavoro rubato. Notò che le mani di Leonard tremavano. Insisté sulla necessità di vedere e studiare l'oggetto. La risposta dello sconosciuto
fu di una semplicità sconcertante. Vuole vedere in albergo oppure qui? Fissato un appuntamento per il pomeriggio seguente, insieme con una persona influente presso le belle arti, si discusse del prezzo. Leonard accettò a molti milioni, ma il Geri osservò che si trattava di un'opera rubata. L'ospite azzardò una cifra, 500.000 franchi. L'antiquario replicò che andava dedotta la percentuale per lui, una percentuale elevata. Poi, una parola dopo l'altra, Leonard spiattellò l'incredibile storia. Il quadro l'aveva rubato lui quel lunedì. Avendo lavorato al Louvre per le pulizie delle cornici e dei vetri, era potuto facilmente entrare e aveva potuto percorrere tutti i passaggi reconditi. Aveva tolto la Gioconda dalla sala deserta, portandola in un sottoscala, dove staccò la cornice. Ma com'era potuto uscire dal museo con la tavola lunga quasi 80 centimetri? La nascosi sotto la mia blusa e uscii. Il giorno dopo si recarono all'albergo con il Poggi, che non fu nemmeno presentato. Era un albergo modesto, il Tripoli, nella via Panzani, che da allora è detta via la Gioconda. Leonardo occupava una camera all'ultimo piano. Chiusa la porta, lo sconosciuto tolse il lucchetto a una cassetta bianca piena di cianfrusaglie. Mi consegnò la Gioconda, involtata in un pezzo di peluche rosso, scrisse il Geri. Il primo esame ebbe luogo sul letto, sembrava autentica, ma i due fiorentini insisterono per portarla agli Uffizi e studiarla meglio. Leonardo acconsentì. Così l'involucro di peluche rosso attraversò il centro di Firenze e salì fino allo studio del direttore della galleria. Fu di nuovo esaminata, confrontata con fotografie senza ritocco e non c'era dubbio, la tavola era proprio quella dipinta di Leonardo da Vinci, o almeno quella esposta fino allora nel Salon Carré del Louvre. Ma per deciderne l'acquisto occorrevano alcuni giorni, disse Giovanni Poggi, ci voleva il consenso del direttore generale delle Belle Arti a Roma, che era il professor Corrado Ricci. Leonard si disse d'accordo, lasciò la tavola al Poggi senza neanche una ricevuta. Uscì e si accompagnò col Geri fino al magazzino di Borgognissanti. Avrò almeno 250.000 lire nette? Sicuro, lo spero bene. Ma che ne farà? Non vorrà tornare a Parigi e essere arrestato. Resterò in Italia. È ammogliato? No, vivo solo in una camera. Il giorno dopo, Corrado Ricci era a Firenze. Il ministro Credaro era stato avvertito. Del ritrovamento era stata data comunicazione alla Camera. La notizia era di dominio pubblico e il povero Leonard era stato arrestato. Lo trovarono tranquillo e sereno, che visitava chiese e musei. Si chiamava Vincenzo Peruggia, nato a Como, imbianchino di mestiere. In tasca aveva 1 lira e 70 centesimi. Un patriota. Antiquari di ieri, Simone Bargellini, Bonecchi Editore.